Questo è il reparto pediatrico dove sono stati ricoverati i bambini con MIS-C. È importante spegnere questa infiammazione prima che dia dei danni irreversibili. Miocardite, problemi ai polmoni e al sistema nervoso sono gli effetti della MIS-C, una rara malattia legata al Covid e mai conosciuta prima. Si tratta di una complicanza dell'infezione da Covid nel bambino. Insorge a distanza di 4-6 settimane dal contagio del Covid e che si manifesta in pazienti che non hanno avuto particolari sintomi aggressivi da Covid ed è tipica dell'età pediatrica, cioè non esiste un corrispettivo nell'adulto. La sindrome è stata scoperta grazie ad uno studio che vede come capofila in Italia l'ospedale di Padova. La Società Italiana di Reumatologia Pediatrica sta raccogliendo un registro nazionale, 150 i casi già pubblicati, 46 nel capoluogo veneto. 9 di questi a distanza di 2 mesi presentano ancora delle anomalie cardiache. Sono bambini che avevano delle patologie pregresse? No, la maggior parte sono bambini che sono sempre stati bene. C'è qualcosa forse di genetico che li predispone a sviluppare questa complicanza da Covid.